Allora, buonasera a tutti. Io direi di cominciare, perché altrimenti dopo appunto il tempo è tiranno. Intanto grazie per essere qui a quest'ultimo appuntamento, ultimo di 5 appuntamenti che abbiamo dedicato alla storia veneta. Non c'è la rappresentante di Terre Alte perché so che è a casa ammalata con i figli ammalati e quindi io porto i saluti. Vi ringrazio appunto per essere qui. Oggi abbiamo come ultimo, diciamo, approfondimento, perché poi questi sono approfondimenti appunto di storia e cultura veneta, l'avvocato Renzo Fogliata, che ci parlerà di un tema che riguarda la Costituzione, caratteri originali ed evoluzione. Volevo ringraziare in quest'ultima occasione chi ci ha accompagnato per tutti i 5 eventi, che è Radio Veneto 1, che quindi permetterà anche poi di avere la visione per chi volesse andarsela a vedere in tranquillità sulla loro pagina anche web della radio, e quindi avrà la possibilità di vedere tutto quanto, tutte le riprese in diretta di tutte e 5, diciamo, le conferenze precedenti. Ringraziamo voi che siete qua, che avete seguito con passione, e abbiamo figure appunto insegnanti che quindi potranno riportare poi la loro voce anche all'interno delle scuole di quella che è stata questa esperienza. Abbiamo l'assessore qui di Morgano presente, che ci ha seguito in questo percorso di storia, perché l'ha trovato evidentemente anche lui un percorso interessante e comunque costruttivo, e ringrazio ovviamente i partecipanti, perché senza di voi non avrebbe neanche senso fare e dare queste opportunità, perché poi questa vuole essere un'opportunità offerta da 5 relatori che hanno dedicato parte del loro tempo prezioso a titolo gratuito, proprio per offrire alla cittadinanza tutta la possibilità di fare e di essere così coinvolti in questo percorso di approfondimento storico, che nient'altro vuole essere se non conoscere un po' quelle che sono le nostre origini, le nostre radici, che credo anch'io a titolo personale come amministratore possa soltanto essere utile anche proprio per amministrare anche meglio, ma soprattutto per amministrare con quella che è anche la testa e il cuore, insomma, di un territorio a cui apparteniamo. Grazie ancora, io direi di partire dopo, anche perché alla fine dell'intervento dell'avvocato Fogliata avremo l'onore, io dico, perché abbiamo qui un insegnante della scuola di Colle Umberto che ci porterà una testimonianza di un lavoro che ha svolto grazie anche alla collaborazione, alla sua buona volontà, iniziativa, ma grazie alla collaborazione anche dei ragazzi, che ha messo proprio in gioco sullo studio veramente della storia di un periodo, insomma ha fatto un excursus e hanno prodotto anche un bellissimo volumetto, quindi fatto e strutturato dai ragazzi. Dopo dovrebbe arrivare anche un alunno in rappresentanza, quindi li ringrazio perché ci regalano anche questo momento importante che riguarda poi quella che è la scuola e cosa si può anche fare all'interno della scuola, proprio per riportare anche i nostri ragazzi un po' al collegamento con quella che è la storia che ci ha preceduto, e che sicuramente appunto sarà sempre utile anche per avere poi una visione futura di quello che ci aspetta avanti a noi, visto che è quello che i nostri padri hanno vissuto e costruito in questo territorio. Quindi lascio la parola al nostro relatore, avvocato Renzo Fogliata, e godetevi questa ultima lezione. Chiamiamola lezione, conferenza, approfondimento, perché qui ormai bisogna conversazione, esatto, perché ogni parola bisogna strutturarla e pesarla, esatto. Grazie ancora. Allora, io vi ringrazio, non posso negare di essere portatore di una certa amarezza nell'aver constatato che anche dialogare delle nostre radici, la nostra storia diventa terreno di scontro politico. D'altronde c'è chi si diverte così e penso che del resto sia anche inevitabile, considerando che tutto questo è stato sepolto da una spessa coltre di cenere per molto tempo. È chiaro che soffiare sulla cenere e riportare a galla determinate branche della nostra cultura evidentemente a qualcuno dia fastidio. Lo trovo profondamente stupido, perché la cultura non dà mai fastidio. Prima di tutto è stupidità, ecco, perché prima che lotta politica eccetera, la cultura dovrebbe essere solo terreno di confronto. Cioè io vorrei vedere queste persone qui, anche un titolato professore che peraltro è linguista, quindi non si capisce, che è stato chiamato a esprimere la propria opinione, ha detto no, lettori, no, appassionati, ma studiosi, ha fatto anche determinati no, mi piacerebbe fosse qui, perché
siamo sempre stati aperti ad ogni tipo di confronto, ad ogni tipo di obiezione. Non esiste l'obiettività nella storia, lo insegna Fernand Braudel, però insomma, l'ancoraggio a documenti, a lapidi, a fonti di lunga tradizione, alla conoscenza delle fonti secondarie, cioè essere aggrappati a elementi oggettivi, questo è abbastanza incontestabile. Del resto non ho mai riscontrato nei tanti anni di lezioni che facciamo, di conversazioni, insomma, gravi obiezioni sui fatti. Semmai le obiezioni riguardano un po' un'impostazione al di sopra dei fatti, come vengono commentati, come vengono aggregati i dati, ecco, possiamo metterla così, ma non certo sui dati. Peccato, tutto qua, peccato. Allora, parlare di Costituzione di Venezia potrebbe sembrare, appunto, perché adesso teniamo presente che parliamo di fronte anche ad una impostazione che tutto questo non concepisce, parlare di Costituzione può sembrare una contraddizione in termini. Secondo appunto una certa corrente di pensiero, le Costituzioni, come è noto, nascono in una certa stagione della storia, anche in una certa collocazione geografica. Tutto viene riportato chiaramente alla Francia rivoluzionaria, dimenticando molto spesso che prima semmai esiste la Costituzione degli Stati Uniti d'America, ma questi sono dettagli. La Costituzione stessa italiana ricalca esattamente, più o meno esattamente in molti passaggi, la Costituzione della Repubblica Francese del 1793, in alcuni passaggi, ripeto, la ricalca fedelmente anche dal punto di vista letterale, vedasi l'articolo 5, la Repubblica è una indivisibile, le royaume, uno indivisibile, era anche nella Costituzione francese del 1793, cioè c'è un'impostazione precisa, e quindi siamo portati a pensare alle Costituzioni come atti formali e soprattutto alle cosiddette Costituzioni rigide, cioè quelle che prevedono una serie di norme programmatiche, sistematiche, che entrano nel dettaglio di una serie di materie che disciplinano il funzionamento di uno Stato e che quindi, diciamo così, impostano la vita della pubblica amministrazione, dei rapporti tra cittadino e Stato, con una certa, come dice appunto la classificazione, rigidità. Cioè, la norma costituzionale come norma primaria è terreno di confronto di tutte le altre leggi, le leggi emanate dal Parlamento, ma tutte le norme che vengono emanate all'interno dell'entità statuale. E oggi in particolare, io ricordo quando ero più giovane, non vi era questo continuo richiamo alla Carta Costituzionale, costante, quasi un ritornello, no? Oggi invece, evidentemente, in un momento di difficoltà di determinate strutture istituzionali, il richiamo alla Carta Costituzionale, alle singole norme o all'impostazione generale è pressoché quotidiano. Questo dà l'idea di quello che intendiamo noi attualmente per Costituzione. Ma chi ha studiato la materia costituzionale anche solo nei banchi universitari sa che i costituzionalisti in realtà individuano altre forme di Costituzioni. Le Costituzioni cosiddette elastiche, Costituzioni addirittura non scritte. Un esempio tra tutti, il Regno Unito. Il Regno Unito tutt'oggi non ha una Costituzione così come la intendiamo. E guardate che è una osservazione banale, ma invece non è di poco conto, perché sembra di scoprire l'acqua calda. Quando si parla di principi costituzionali, di rimanere nell'alveo dei principi costituzionali, il richiamo costante a queste norme, si fa sempre riferimento ad un livello, diciamo così, di civiltà giuridica che si ritiene sia il massimo possibile, dimenticando completamente che c'è una cospicua parte del mondo occidentale moderno che tutto questo non conosce. Cioè è come se il modello continentale, chiamiamolo francese, fosse l'unico possibile. Perché dico questo? Non certo per amor di polemica, ma perché vi sono molti tratti comuni tra, vogliamo chiamarla Costituzione, tra la legge fondamentale, tra le linee fondamentali dello Stato veneziano, veneto,
con quelle attuali dello Stato inglese, facendo naturalmente tutte le dovute proporzioni e le dovute differenze, tracciando le dovute differenze. Se non altro di tipo cronologico, quindi attualizzando queste differenze. No? È necessario sempre ricordarsi di attualizzare, perché spesso si giudica un sistema del passato con l'occhio del presente, nulla di più sbagliato. Quindi se parliamo di Costituzione, poi non siamo neanche degli originali commentatori, lo possiamo fare anche sulla scorta di una storiografia ormai risalente al secolo scorso, agli inizi del secolo scorso, negli anni 20 del secolo scorso, un grande studioso, un grande costituzionalista non veneziano, Maranini, scriveva proprio 2 volumi dal titolo La Costituzione di Venezia. Siamo nel periodo fascista, quindi nulla di più insospetto. La Costituzione di Venezia, cioè il tratteggiare le linee fondamentali delle istituzioni che costituiscono l'ossatura, il nervo dello Stato. Ne danno le linee culturali, politiche, giuridiche, fanno comprendere quale sia il funzionamento di questa macchina complessa che fu lo Stato Veneto, che per un caso, evidentemente per alcuni, è durato 1100-1400 anni, a seconda dei punti di vista. Una durata così lunga non può che far riflettere, dovrebbe far riflettere con umiltà tutti coloro che ancora oggi si occupano di costituzionalismo, di studio dello Stato, di cosiddetti statisti, di scienza dello Stato. Dovrebbe far riflettere un'esperienza che evidentemente ha qualcosa da suggerire, se non da insegnare. Se ha potuto varcare il millennio di storia, come ha potuto farlo? Io, insieme all'avvocato Cacciavillani, nel tempo ci siamo convinti innanzitutto di un dato. Mi dispiace per i molti che dedicano la vita alla storia veneta, che hanno scritto anche pregevoli trattati, che hanno lavorato e sudato molto nei documenti d'archivio, sui documenti d'archivio, ma la pretesa di parlare di storia veneta senza conoscere alcunché dei suoi lineamenti giuridici istituzionali è una pretesa vana, perché a differenza di altre realtà statuali antiche, la storia di Venezia è la storia di uno Stato di diritto, cioè il fondamento dell'esistenza stessa della Repubblica Veneta è un fondamento giuridico. Perfino i monumenti della città, i monumenti soprattutto quelli che abbiamo oggi più sott'occhio, non solo della città ma quelli che venivano riprodotti anche nelle città di terraferma, con una sorta di modulo anche architettonico che noi ritroviamo spesso, rappresentano l'equilibrio del potere all'interno della Repubblica e sono pensati e voluti con grande precisione. Sansovino viene chiamato a Venezia con una missione precisa, particolare, quella di dare a determinati edifici una rappresentazione simbolica del potere e del suo rapporto con i sudditi cosiddetti. Non vi sarebbe un palazzo del governo fatto così, scusate, è una digressione di introduzione, però così per riflettere assieme, no? Il Palazzo Ducale ha una struttura che stupisce il mondo per la sua architettura aerea, traforata, ma non ci dimentichiamo che non è un'opera d'arte fino a se stessa, non è stato chiamato un pittore o uno scultore a fare qualche cosa di piacevole e di bello. Tant'è che su questo Filippo Calendario, questo architetto presunto, si sa nulla. Quello che conta è il messaggio che chi ha voluto quel palazzo ha voluto trasmettere. A differenza di, ad esempio, Palazzo Pitti a Firenze, ma molti altri esempi si potrebbero fare, che sono fortezze. Palazzo Pitti addirittura, oltre ad essere una vera e propria fortezza, ha un camminamento sotterraneo per l'eventuale fuga dei governanti al di là dell'Arno. È completamente, il Palazzo Ducale è completamente aperto al piano terra, quindi un controsenso in secoli in cui le rivolte, le rivoluzioni armate, le sommosse sanguinose erano frequentissime ed erano diffuse in tutta Europa, oppure il timore anche di invasioni straniere, delle guerre, no? Non ha senso fare un palazzo del governo in una città sprovvista di mura, peraltro, completamente aperto al piano terra,
semiaperto al primo piano e loggiato, chiuso nella parte alta, cioè il contrario, è un capovolgimento di prospettiva rispetto alla norma. Nella parte bassa, come l'acqua, come la marea, transitano cittadini, transita il popolo, transitano gli aristocratici, transitano i mercanti, transitano i dalmati. Lo vedete non certo per mia rappresentazione, ma lo vedete in qualsiasi quadro di un veduttista. Basta guardare un quadro del Settecento e si individuano esattamente, conoscendo un po' le fogge dei vestiti militari o civili, voi individuate proprio i singoli ruoli dei soggetti che stanno camminando sotto: l'avvocato, il senatore, ma il popolano, il pescatore, il dalmata, il turchesco. Transita, non c'è milizia armata. Pensate a uno Stato di quelle dimensioni, di quella estensione, di quel ruolo in Europa, pensiamo all'epoca di massimo splendore tra 4 e 500, che a differenza di oggi non ha presenza di milizie intorno al Palazzo del Governo, no? Non c'è la flotta fuori di casa. Ecco, anche questo è un concetto da ricordare, perché molti non hanno ben presente questo fatto. Un po' sull'onda di ciò che era Roma, dove le legioni non stavano mai in urbe, la flotta non è a Venezia, non è neanche nei dintorni di Venezia. Parlando ormai di epoca storica, 600-700, dal 500 la flotta è a Corfù. Quindi il nervo della potenza militare, l'armata per definizione, quando si diceva armata si intendeva null'altro che la flotta, la marina da guerra. L'armata è lontanissima da Venezia. La prima squadra armata che si incontra nell'Adriatico è la cosiddetta squadra del Golfo, e la squadra del Golfo sapete dove sta? Nelle bocche di Cattaro, l'attuale Montenegro, a Cattaro. Quindi la prima squadra armata è lontanissima da Venezia. Chi faceva ordine pubblico? Gli arsenalotti, con delle lunghe pertiche di legno durante le manifestazioni pubbliche e più piene di popolo. Lo vedete anche questo nei quadri dell'epoca, che riportano per esempio l'elezione del Doge nel pozzetto, e viene portato a spalla nel pozzetto agli arsenalotti, e intorno vedete, tra la folla che viene tenuta a bada, anzi la folla che viene tenuta a bada dagli arsenalotti con queste lunghe pertiche di legno, punto. Questo era il massimo. Allora scusatemi, perché la logica ha un senso sia nello studio di tutte le materie, non solo nella matematica, non solo nel diritto. E allora che cosa proteggeva questa struttura statale? Che cosa l'ha protetta per tutti quei secoli? Secondo i veneziani, che ci tenevano moltissimo a lasciare proprio questo mito che loro hanno costruito, era proprio la giustizia, lo Stato di diritto. Anche qui troverai subito lo scontro con alcuni dei nostri commentatori della Tribuna di Treviso, perché Stato di diritto per alcuni, anche questo l'hanno scoperto solo dopo la Rivoluzione francese. Stato di diritto nascerebbe con la separazione dei poteri, con la teoria di Montesquieu, riportata da Montesquieu, non è neanche originale sua, ma insomma è passata alla storia come la trovata di Montesquieu. La separazione dei poteri, l'esecutivo, il giudiziario e il legislativo. Bene, allora un altro scoop ancora una volta. La Gran Bretagna non è uno Stato di diritto neanche oggi, perché farebbe saltare sulle sedie, no? Come ho detto anche l'altra volta, la House of Lords ancora oggi prevede una commistione dei tre poteri senza che questo crei scandalo alcuno. Io ricordo un bell'articolo del Gazzettino di tanti ormai anni fa, in cui si diceva il giudice legislatore, due punti, si può se è un lord. Allora i lord della House of Lords lo possono fare e non creano scandalo. Come mai? Perché hanno alle spalle un bene fondamentale, la tradizione. Nel solco della tradizione, che evidentemente detta, impone delle regole dalle quali non ci si discosta con facilità, perfino i miti come quello della separazione dei poteri non dico che diventino inutili, ma diventano meno importanti di quanto noi vogliamo rappresentare. Lo Stato veneto, come tutti gli Stati antichi del resto, non conosceva la separazione dei poteri. Questo non ha mai
fatto pensare ad alcuno né all'interno né all'esterno dello Stato che fosse uno Stato privo di giustizia. Anzi, se c'era una rappresentazione interna ed esterna della giustizia, questa veniva riferita a Venezia. Una rappresentazione anche, se vogliamo, ossessiva da parte dei veneziani stessi, che la tenevano in somma considerazione. Ovunque, nella monetazione, nelle sculture, negli affreschi dei palazzi del potere, perfino sopra la cosiddetta Casa del Bucintoro, cioè il luogo in cui veniva custodito l'Arsenale, la famosa imbarcazione che trasportava il Doge, che era una raffinatissima, imponente rappresentazione del potere. Il Doge che andava a sposare il mare, desponsamus te mare insigno veri perpetuique domini. In quel momento lì, che rappresentava secoli di storia, ciò avveniva sulla famosa imbarcazione, e la Casa del Bucintoro, sopra la Casa del Bucintoro uno dice ci sarà la rappresentazione del Leone di San Marco, ci sarà la rappresentazione di un qualcosa che richiami le divinità marine, un Nettuno. No, c'è la Venezia in giustizia, cioè c'è la Venezia seduta su due leoni che tiene la bilancia da una parte e la spada dall'altra. Questo lo trovate anche sulla sommità della facciata del molo del Palazzo Ducale, questo lo trovate sulla colonna dell'angolo principale di Palazzo Ducale, cioè è una rappresentazione, ripeto, quasi ossessiva. C'è un'iscrizione alla scuola, ex Scuola Grande della Carità, cioè alle Gallerie dell'Accademia oggi, del 1566, 5 anni prima di Lepanto. Dominium Venetum religione, legge, justizia conservat. Il dominio veneto conservat rem publica, ma chiedo scusa. Il dominio veneto conserva la Repubblica con la religione, con la legge e con la giustizia. Attenzione al dettaglio che non deve sfuggire. 2 cose riferite su 3, oltre alla religione, stiamo parlando di secoli in cui chiaramente l'influenza della metafisica, della dimensione religiosa dell'uomo è fondamentale, ancorché anche questo sia originale da noi, perché da noi il potere temporale è completamente separato dal potere religioso, con ostinazione, con sacrifici, cioè viene tenuto lontano anche fisicamente dal potere temporale, il potere religioso, però religione, con la religione è previsto, cioè i veneziani, i veneti non si sono mai discostati dalla fede cattolica, pur non facendo del loro Stato uno Stato confessionale, anzi. E poi cosa sono le altre 2 cose? L'esercito, la forza, la carità? No. 2 su 3, la legge e la giustizia. Addirittura quindi distinguendo, bastava dire legge forse, no? Per dire che era uno Stato di diritto di se stessi, oppure bastava dire giustizia, che forse dice nomos greci, la giustizia e la legge, forse diche la giustizia è onnicomprensiva, forse per dare un'immagine di sé è sufficiente dire io sono giusto, io amministro con giustizia il processo, il diritto e quant'altro. No, legge e giustizia. Guardate che in Italia siamo arrivati al 1999 per avere una normativa che costituzionalizzasse il principio del giusto processo. Articolo 111 della Costituzione, modificato nel 99, legge di attuazione nel Codice di procedura penale del 2001. Prima semplicemente vi era il processo. Poi si è sentita l'esigenza di definire che cosa fosse non tanto un processo, ma un giusto processo. Cioè, guardate un po', nel momento di massimo formalismo, nel momento di massima applicazione di principi illuministi, la Costituzione, le leggi formali, il giudice applica solo la legge, non si dice più il giudice Bush della loi, bocca della legge come volevano gli illuministi, il giudice interpreta, ma comunque vi è un primato assoluto della legge scritta. Proprio questo legislatore illuminista sente il bisogno di aggiungere l'aggettivo giusto al processo. Un processo, se deriva dalla legge dello Stato, è per definizione giusto secondo i principi dell'illuminismo. Le norme dello Stato sono varate dal Parlamento, dal legislatore, il legislatore le approva, sono costituzionalmente coerenti, fine, sono giuste in sé? No. C'è voluto una
interpolazione di carattere quasi filosofico per aggiungere qualcosa in più. Quel qualcosa in più che qui troviamo nella diarchia legge, giustizia, conservat, ma lo troviamo altrove, adesso guarderemo. E non basta. Rem publicam conservat religione, legge, giustizia. E caritate, amore, pietate subditos. Ma i sudditi, non con quelle tre caratteristiche che riguardano la cosa pubblica, lo Stato, l'amministrazione, l'apparato, ma con la carità, l'amore e la pietà. Chiaro che sono concetti che hanno certamente un ingrediente anche retorico. Ogni potere dà di sé l'immagine che intende trasmettere ai governati e ai posteri. Però quella retorica, quando diventa parte sostanziale di un modo di amministrare la giustizia per secoli, diventa anche un fattore appunto non più formale, ma, scusate la reiterazione, sostanziale. Tant'è che questa impostazione la ritrovate in quasi tutte le leggi, i prologhi alle leggi, le parti introduttive delle parti veneziane. La legge si chiamava parte a Venezia, parte presa in Senato, pars. Perché? Proprio perché erano organismi collegiali dove vigeva il principio elettorale, era frutto di una maggioranza, di una parte. La parte veneziana, nei suoi prologhi, aveva sempre richiamo a queste caratteristiche. Ma le ritrovate negli statuti di Jacopo Tiepolo del 1242, la prima normativa statutaria veneta, cioè una legge scritta base, che potremmo dire costituzionale. Voi trovate nei prologhi qualcosa, vedremo velocemente, interessantissimi collegamenti tra tutti questi concetti, la legge e la giustizia, ma anche la carità, l'amore, al quale deve richiamarsi sempre non il suddito, non quello che deve rispettare la legge, non il nostro chiunque trasgredisce è punito, ma il giudice. Cioè è il giudice il soggetto del richiamo costante del legislatore alla corretta applicazione della legge e soprattutto di questi principi, di una legge, ma che sia una legge giusta. E poi alla fine, quando ha raggiunto il proprio convincimento e deve emettere una sentenza sulla base della legge e della giustizia, che si ricordi anche di altro, della carità, della pietà. Le fonti ci dicono questo. Dove si ritrova ancora questo concetto di giustizia che deve accompagnare in questo caso il processo? Fatevi un giro quando avete voglia e Venezia, trovate una Venezia non intasata di turisti, se potete un giorno alla settimana, una stagione diversa. In Palazzo Ducale, tra le varie sale al piano terra, vi è la sala degli avogadori di comune. Mi piace ricordarvi che gli avogadori di comune sono una magistratura antichissima che nasce ancora nel XII secolo, questa ancora, io non vado fuori tema, di carattere costituzionale, perché è proprio un perno, una chiave di volta di tipo del funzionamento dell'apparato giudiziario istituzionale della Repubblica Veneta. Come tutte le magistrature è collegiale, elettiva, come tutte le magistrature ha poteri giudiziari, cioè si occupa, decide determinati tipi di cause, ma ha dei compiti fondamentali molto più interessanti e importanti. A parte la tenuta del libro d'oro, cioè tiene, diciamo, con cura il nome degli iscritti al maggior consiglio, di coloro che costituiscono il corpo sovrano della Repubblica, ma questo, diciamo, è un compito più, potremmo dire oggi, sorridendo, araldico, no? Ce n'è di più importanti. Svolgono la funzione di pubblici ministeri, oggi diremmo, nei processi, cioè la pubblica accusa, quindi sono un'altra cosa rispetto al giudice. Guardate che non sono piccolezze quelle che diciamo. In tutto il resto del mondo allora conosciuto, il giudice istruttore, cioè quello che istruisce la causa, io arresto il dottor Baggio per un determinato delitto, suppongo che abbia commesso un determinato delitto, io, la stessa persona, lo arresto, raccolgo le prove contro di lui, lo interrogo e poi lo giudico. Oddio, che barbarie!
Guardate che fino al 1988 il pretore italiano era esattamente questo. Il rito pretorile in Italia fino al nuovo codice di procedura penale era questo. Il pretore arrestava, il pretore istruiva, il pretore giudicava. Chissà come poteva giudicare dopo aver fatto un'istruttoria ed essersi, diciamo, dopo essersi orientato in un certo modo, chissà che speranze poteva avere la difesa di fargli cambiare idea. A Venezia, che non c'è ancora quella rigida divisione tra accusa, difesa e il processo accusatorio che c'è oggi, è già introdotta di fatto. Gli avvocatori di comune, i processi più importanti, di fronte alle magistrature più importanti, dal terribile, virgolette, come si usa dire oggi, Consiglio dei 10, alla quarantia criminale, al Senato, che aveva anche funzioni giudiziarie, sono la pubblica accusa, ma poi ne hanno un altro potere incredibilmente moderno e funzionante. Hanno il potere di intromissio, cioè potevano sospendere qualsiasi provvedimento giudiziario emesso nell'ambito di tutte le magistrature della Repubblica. C'è nel 500, tra 500 e 600, una lunga diatriba tra Consiglio dei 10 e Avvocatori. Il Consiglio dei 10 dice: le mie non le puoi intromettere, le mie sentenze, sono inappellabili e non le puoi sospendere. Gli Avvocatori di comune invece affermano il loro potere anche sul Consiglio dei 10. A parte questo, che è un dettaglio, per il resto loro possono fare questo. Che significato ha questo? Beh, il significato è fondamentale, perché qualcuno, per esempio, dice che le sentenze venete non erano motivate. Del resto l'obbligo di motivazione, attenzione, questo sì nasce da idea illuminista. Prima in Europa nessuno si sogna, cioè, sotto Luigi XIV, voglio dire, tu andavi in carcere perché lo decidevo io, era uno che diceva l'état c'est moi, lo Stato sono io. Con l'ordonnance di Luigi XIV non ci sono garanzie difensive o processuali, dobbiamo raffrontarle con questo sistema, non con il nostro codice di procedura penale, anche se per fortuna abbiamo tali e tante caratteristiche di modernità che possiamo permetterci di confrontarlo anche col nostro codice di procedura penale. Dicevo, le garanzie difensive, l'intromissio, la motivazione. Non c'era la motivazione, ma quando l'avvocator de comune sospendeva, naturalmente questo avveniva su richiesta di chi? Del condannato o dei suoi difensori. Sospendeva un provvedimento, la prima cosa che si faceva, si chiedeva al giudice che lo aveva emesso di motivare. In un secondo momento, ma doveva motivare, perché sulla motivazione, quindi non è vero che le sentenze non fossero motivate, o meglio, è vero, ma è vero altresì che allorquando fosse ammesso un secondo grado, interveniva la motivazione, tanto per cominciare. E questa intromissione, guardate, non era un potere straordinario come, che so, oggi il potere di amnistia del Presidente della Repubblica, di grazia, scusate, del Presidente della Repubblica, che è assolutamente eccezionale. Faceva parte integrante e normale della macchina della giustizia veneziana. Tant'è che molte magistrature si dolgono di quanto questo potere sia esercitato qualitativamente e quantitativamente, e addirittura si crea una sorta di dialogo tra classi sociali all'interno dell'aristocrazia. L'avvocator de comune di solito è un magistrato giovane, rampante, uno che vuole fare carriera, che vuole camminare, si mette in evidenza, si dà tanto da fare, lavora moltissimo, riceve petizioni un po' da tutto il dominio per intervenire sulle sentenze, perora in Senato, perora in Maggior Consiglio. Cioè stiamo parlando di una sorta di tribuno di epoca romana, per capirci, il tribuno della plebe. E in un certo senso il confronto politico tra gli avvocatori spesso e i magistrati della cosiddetta aristocrazia senatoria, cioè quelli che occupavano normalmente i posti più importanti, il Consiglio dei 10, appunto il Senato, i 3 inquisitori, eccetera, è una polemica politica di questo tipo, quasi tra portatori di istanze di un terzo Stato popolare e invece portatori di istanze di tipo aristocratico. Perché si crea anche questa dialettica all'interno di una classe dirigente che, non ci dimentichiamo, su poco più di 2,5 milioni, forse 3 milioni di abitanti, parliamo dell'epoca tra il XVI e il XVIII secolo,
ha un Parlamento, chiamiamolo così, il maggior consiglio, che va dai 1500 ai 2000 membri. Oggi su 60 milioni di abitanti il Parlamento ha 600 deputati e 300 senatori. Come si crea questa struttura così originale? Facciamo un salto indietro. No, prima vi avevo promesso, scusate, mi sono interrotto. Al piano terra del Palazzo Ducale, se vi fate appunto una gita, trovate la sala degli avvocatori di comune e siccome loro erano coloro che erano in un certo senso i tutori della legalità, perché tra i loro compiti c'era anche sempre quello di richiamare qualsiasi magistrato al rispetto della legge, della legalità, proprio da loro si ritrova una lapide, conservata perfettamente perché è all'interno e quindi è dorata, dove si dice questo, si parla espressamente del processo ed è anche questa un'espressione di carattere costituzionale, è un richiamo a una legge superiore alla quale il processo deve attenersi. Primum semper ante omnia diligente inquirite, primo sempre, prima di tutto, diligentemente indagate. Ut cum justitia et caritate definiatis, vedete? Quello che vi dicevo prima. Già sono state accostate la giustizia e la caritas assieme alla carità, affinché facciate giustizia appunto con, scusate la ripetizione, giustizia e carità. Neminem condemnetis ante verum et iustum iudicium. Non condannate alcuno senza, non un iudicium, senza un processo, il che per noi, ripeto, sarebbe già accettabile. Io voglio una condanna, prima della condanna voglio un processo, previsto dalla legge, prima della mia vicenda giudiziaria, non una legge erga omnes che valga per tutti e che sia stata emanata prima, non una legge speciale per me. No, deve essere anche verum, cioè non un processo finto, no, il processo politico, il processo a Luigi XVI che fa la Convenzione di Parigi prima di decapitarlo, a un certo punto l'avvocato de Sèze, quel poveraccio che ha avuto la sfortuna di essere nominato d'ufficio per difendere il re, di cui Robespierre già aveva detto noi non vogliamo giudicarlo, lo vogliamo uccidere, e quando si ritrova davanti ai giudici della Convenzione, de Sèze ha il coraggio leonino devo dire all'epoca, veramente un grande coraggio, di dire io vi guardo, cerco tra voi dei giudici, ma trovo solo degli accusatori. E Robespierre l'aveva detto, Robespierre che era un avvocato peraltro, aveva criticato aspramente il mezzo utilizzato per condannare a morte il re, cioè il processo, dicendo noi non vogliamo un processo, questa è una misura politica, non un processo. E il processo è una cosa seria, in questi casi non si fanno i processi. Verum iudicium, dice la Repubblica Veneta, il processo deve essere vero, non una farsa. Et iustum è il giusto processo costituzionalizzato oggi nel 111 della Costituzione. Nullum iudicetis suspicionis arbitrio, nulla giudicate con l'arbitrio del sospetto. Non è che potete inventarvi le cose perché vi fate un'idea sulla colpevolezza del dottor Baggio. Oggi ti ho preso di mira. Sed primum probate, ma prima provate, et postea caritativam sententiam proferte. Prima dovete provare quello che dite, perché sta parlando a degli accusatori, peraltro, che possono diventare giudici quando sono in funzioni giudiziarie. E poi emettete una sentenza però caritativa, non una sentenza esemplare oggi, no? Quante volte sentiamo, anche ieri nel dibattito televisivo, una sentenza esemplare. Il contrario, caritativa. Poi non è che non ci fossero le sentenze esemplari a Venezia, stiamo parlando di Costituzione, stiamo parlando di principi generali. E poi la fine, la stoccata finale, evangelica, che ricorda un po' la religione di cui parlavamo prima, rivolta però non ai sudditi, ma ai giudici. Et quod vobis non vultis fieri, altri facere nolite. Ciò che non volete sia fatto a voi, non fate agli altri. Fra l'altro questo si
salda con i prologhi del 1242, che non saranno mai abrogati, le leggi del 1242, gli statuta, lo statutum novum di Jacopo Tiepolo rimarrà in vigore fino alla caduta della Repubblica, chiaramente con ampie modifiche, le cosiddette correzioni che venivano apportate nel tempo dal legislatore. In questi prologhi si ricorda sempre ai giudici che cosa? Oltre alle fonti del diritto, anche qui una originalità straordinaria della Repubblica, unica isola nel mondo di allora che non applica il diritto romano, perché si dice appunto i giudici dovranno osservare nell'applicare la legge questi nostri statuti, uno. Poi, siccome ci sono più casi della vita che leggi, dice il legislatore del 1242, si applicherà da simile a simile, quella che noi chiamiamo l'analogia. Solo in un terzo momento, ove non potessimo con entrambe queste fonti, la consuetudine approvata, cioè una consuetudine non qualsiasi, una consuetudine che sia diventata tradizione osservata nelle sedi giudiziarie. Altramente, quarta fonte del diritto, ciò che parerà ai nostri giudesi iusto et equo. Il giudizio equitativo, di antica origine, il pretor peregrinus romano applicava per l'appunto il giudizio equitativo che ha fatto perdere la testa ad alcuni nostri storici. E purtroppo io non voglio fare nomi, ma insomma c'è chi ha anche scritto e occupano cattedre universitarie, e questo veramente lascia stupefatti. Perché questo giudizio equitativo veniva chiamato anche arbitrium. E allora un noto professore, purtroppo di storia veneta, ripeto, che ha scritto anche, una volta interrogato sul punto in un evento, diciamo così, convegno, per non identificarlo, gli si chiese: professore, ma lei sa cosa fosse l'arbitrium? E lui rispose: l'arbitrio? No, disse il professore, lei si lancia senza paracadute, l'arbitrium non è l'arbitrio. No, dice, non solo l'ha ripetuto, ma poi ha voluto far seguire questa affermazione con una piccola pubblicazione, un pamphlet, dove, inventandosi ex abrupto questo dato, senza un supporto documentale, disse: l'arbitrium era arbitrio e l'arbitrio più totale dilagava in tutti i tribunali della Serenissima. E questa è la divulgazione che piace, adesso facciamo i nomi al professor Pacagnella, che ha fatto, questa è la divulgazione che piace evidentemente, non era lui che ha parlato così, attenzione, vorrei che ci fossero degli, ma che sono però, quello che parlò così sarebbe uno di quelli graditi certamente, perché viene da quella scuola lì. Il giudizio equitativo ce l'hanno anche gli inglesi, l'equity, la common law si basa su questo, non su altro. La common law per secoli ha proceduto e procede attraverso la tradizione. E allora nel Regno Unito si insegna che si rispetta il precedente, si rispetta il filone giurisprudenziale. Questa è l'equitas, dove però il singolo giudice può intervenire con piccole modifiche. Se deve intervenire con modifiche importanti sarà un revirement giurisprudenziale, una rivoluzione giurisprudenziale di cui dovrà dare conto ampiamente. E quale giudice della Repubblica? Che peraltro, attenzione, stiamo parlando di magistrati con cariche che duravano dai 6 ai 18 mesi. 6-18 mesi, poi osservavano la cosiddetta contumacia, cioè dovevano stare lontani da quella carica e semmai occuparne un'altra. Contumacia era questo all'epoca, che non erano cariche ma erano carichi al maschile. Una volta che affrontava il carico, dopodiché se ne andava dopo poco tempo, molto probabilmente faceva appena tempo ad imparare il proprio mestiere. Come? Sotto c'era la burocrazia, c'erano i segretari, c'era chi teneva i registri, chi teneva a memoria le sentenze, insomma chi creava e conservava una tradizione giurisprudenziale. Tony, sto caso qua, come lo risolve? Tony tirava fuori, verosimilmente, Tony, che poi era il cancellier grande, cioè figure di tuttissimo rispetto, tirava fuori il precedente giurisprudenziale. Questa era l'equitas. Non è che fosse uno si svegliava la mattina, cioè ma sì dai, oggi ti voglio giudicare così anziché colà. Solo la scemenza dei nostri tempi può far pensare una cosa del genere e fare arrivare un raglio del genere a livello universitario.
in tutto il resto dei prologhi si richiamano i giudici, e solo i giudici. Non si dice noi i prologhi, queste leggi sono fatte per l'ordine, per la giustizia, per castigare i rei, per tenere al riparo i buoni, per dare sentenze esemplari. No, il riferimento sono sempre i giudici, che devono fare tutta una serie di cose, devono tenere presente tutta una serie di obblighi, innanzitutto di carattere morale. Per esempio, se il giudice stesso fosse testimone, dicono i prologhi, siamo nel 1242, lo ricordo ancora una volta, fosse testimone lui stesso del fatto che deve giudicare, questo conterebbe assolutamente nulla. Guardate che stiamo assistendo all'affermazione di un principio che ha faticato ad affermarsi ora, cioè la cosiddetta verità processuale. È vero non ciò che è vero, ma ciò che emerge dagli atti del processo. Quod non est in actis, diciamo oggi, non est de hoc mundo. Questi dicono, se il giudice stesso vedesse, questo conta nulla, conta solo ciò che viene provato con gli elementi di prova regolarmente assunti al processo secondo la legge, e poi richiamo biblico, del resto, dicono. Se Dio stesso, che pur vedeva Sodoma e Gomorra in che situazione versava, non ha voluto fulminarla prima di sentire i testimoni, gli angeli suoi del cielo, li ha chiamati e ha voluto chiedere. Chi siamo noi per fare diversamente? Interrogare il reo, stessa cosa. Dio chiamò direttamente Caino a scusarsi, a giustificarsi, chiedendogli le ragioni del suo gesto. E i giudici, un domani, concludono i prologhi, dovranno render conto al tremendo giudice, al supremo giudice. Le fonti dunque erano gli statuti, con queste fonti del diritto di cui abbiamo parlato, in cui, come vi avevo anticipato, curiosamente non compare il diritto romano. Questo ha fatto un po' impazzire, diciamo, gli storici, perché ci sono molti testi che si chiedono se effettivamente il diritto romano sia stato estromesso completamente. Tenete presente che la situazione interessante di questo apparato costituzionale è che senza scandalo alcuno e senza problemi di funzionamento non esisteva nemmeno il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, dell'unicità dell'ordinamento giuridico. Il diritto veneto degli statuti si applicava inizialmente nel 1242, non esiste ancora l'estensione territoriale non esiste ancora questa estensione territoriale. È iniziata da poco, quarta crociata 1204, è iniziata in Levante, possiamo ritenere che nel 1242 Venezia ormai considerasse zona, anzi possiamo ritenere, è certo che considerasse l'Istria, ma attenzione, l'Istria è stato da terra, non stato da mare. Quindi partiamo dalla Dalmazia. La Dalmazia certamente ormai è zona di influenza tradizionale e storica già dal 900, dal 1000, ma soprattutto scendendo giù verso l'Albania veneta, la Grecia, le isole Ionie, l'Egeo, insomma ci stavamo avvicinando. Creta richiederà anche un certo tributo di sangue per poter essere effettivamente occupata, oltre che assegnata in sede di spartizione della quarta crociata, quando il doge diventa dominator quarte et timidiae partis totius imperii romani. Quindi e lo Stato da terra non c'è ancora. Praticamente Venezia alle spalle non ha mestre, per capirci, non ha ancora mestre, o poco più. In questa situazione il diritto veneto degli statuti, delle promissioni, viene applicato nell'area soprattutto della Venezia dogale, del dogado. Già l'Istria ha i propri statuti che vengono riconosciuti dalla Repubblica nel XIII secolo. E che statuti sono? Sono ovviamente di impronta romanistica. Perché? Perché quella separazione che l'Alto Medioevo ha visto tra la fascia lagunare inizialmente di influenza bizantina e tutto l'entroterra veneto, ripeto, da Mestre in poi, che prima è longobardo, poi è franco, poi è germanico, in generale ottoniano, diritto imperiale,
Nella notte dell'Ottocento Carlo Magno si fa incoronare imperatore e viene nell'812 per la prima volta riconosciuto da Niceforo, dal Basileus, dall'imperatore di Bisanzio, come altro imperatore, una sorta di riproposizione dell'impero romano d'Oriente e di quello d'Occidente. Piccola parentesi, la merce di scambio di questo riconoscimento, pensate un po', è la libertà greca di sfera di influenza sulle lagune. Quindi l'imperatore Franco rinuncia alle proprie pretensioni sulle lagune venete, quindi sull'Adriatico, pur di avere il riconoscimento del titolo imperiale. Titolo imperiale, quindi autorità imperiale, significa anche continuità di sistema giuridico. Dal codice teodosiano al codice giustinianeo, che Giustiniano aveva voluto applicato in tutti i territori dell'impero anche dopo la guerra greco-gotica di metà degli anni 50 del 500 d.C. intendo. Aveva voluto l'estensione con la pragmatica sanzio del suo codex Iuris Civilis, aveva voluto l'estensione di queste norme. Questa rimane la base per tutto, diciamo, il continente europeo che conta, e per quanto riguarda noi, per tutti i territori che poi saranno lo Stato da terra, per tutta l'Istria e perfino per parte della Dalmazia. E allora la convivenza di sistemi diversi è possibile? Possibilissima. Nelle lagune si applica il diritto veneto, a Treviso anziché a Verona si applica il diritto romano, nel diritto civile si applica il diritto romano. Si rispettano gli statuti di tutte le città. Comincia l'Istria, ripeto, con questo modello, e poi questo modello, chiamiamolo istriano, verrà riproposto dopo l'avventura in terraferma della Repubblica Veneta, che soprattutto con gli anni, il biennio 1404-1405, poi 1420 con il Cadore, il Friuli, chiuderà il cerchio di questo Stato da terra che, anche questa annotazione, riproporrà miracolosamente più o meno gli stessi confini della Decima Regia Augustea, Venezia e Istria. Dicevo, con questo nuovo acquisto verrà riprodotto il modello istriano di rispetto di tutti gli statuti di queste città che per la maggior parte si erano date a Venezia col sistema della dedizio. La dedizio era una contrattazione, anche questo è un fatto costituzionale, era una contrattazione di una comunità che con il linguaggio dell'epoca veniva chiamata nazione, che questa nazione, che poteva essere la città di Treviso anziché l'altopiano di 7 comuni, contrattazione che questa nazione faceva con Venezia, dedicandosi alla Repubblica, delegando politica estera, difesa, diremo oggi, monetazione, e mantenendo una grande quantità di poteri di autogoverno, di amministrazione. Gli statuti ne sono l'esempio. Venivano mantenuti gli statuti. E la Repubblica, con contratto sottoscritto con le varie comunità, cioè non è una cosa scritta in una norma costituzionale che vale per tutti. Comunità per comunità sottoscrivevano un contratto con il Senato, con il Consiglio dei 10, con gli organi della Repubblica, il quale poi veniva riproposto ogni qualvolta vi fosse una diatriba tra, oggi diremo, lo Stato federale, il potere centrale e il potere locale. E questo comprendeva anche l'applicazione del sistema giuridico, il diritto romano. C'è una bellissima commedia, L'avvocato veneziano di Carlo Goldoni, quindi siamo Settecento avanzato, in pieno illuminismo, in cui il buon collega Goldoni, che si fregiava sempre del titolo avvocato veneto, non come dice Tomasini nel suo pregevole, peraltro, testo sulla linguistica veneziana, avvocato veneziano. Lui ha fatto confusione evidentemente tra la commedia e la firma che faceva il commediografo, che si firmava avvocato veneto. Il collega avvocato veneto Goldoni non solo difende a spada tratta questa particolarità, la considera una ricchezza e incentra tutta una commedia sul fatto che l'avvocato si muove per una causa a Rovigo, si muove da Venezia e la sua controparte è assistita da un avvocato bolognese, perché l'avvocato bolognese è quello che più riassume la, diciamo, summa della sapienza del diritto romano che a Rovigo si applicava attraverso gli statuti. Ma si consentiva anche che
invece l'attore, in questo caso la parte veneziana, si difendesse con l'avvocato veneziano secondo gli usi e costumi veneti. Non è uno scandalo, anzi, il giudice fa da composizione di questi due sistemi, prende atto dei due sistemi difensivi diversi, delle argomentazioni e decide con una sintesi che si ritrova nella sentenza. Questo ha funzionato per secoli, senza dar luogo a quelle confusioni che oggi si pensa vi siano state, si dice ma non vi era l'armonia del sistema, non vi era appunto una visione sistematica unitaria, ma non ne sentivano affatto il bisogno. Come non sentivano il bisogno per l'appunto del diritto romano, posto che loro avevano una struttura nata in modo diverso. Pensate anche a quest'altro particolare, Costituzione ancora. Come nasce i caratteri originali di questa Costituzione? Adesso vi annoio ancora per pochi minuti. Come nasce questa diversità così spiccata di tutto il sistema originale veneto rispetto al resto dell'entroterra, rispetto agli altri stati? Abbiamo parlato dell'autorità imperiale. Quando l'autorità imperiale vacilla, soprattutto nei secoli oggi considerati bui, il V secolo, in cui arrivano Vandali, Visigoti, Unni, il VI secolo con la dominazione longobarda, qual è l'autorità che più riproduce per l'elemento latino ancora un senso di ordine, di legalità? La Chiesa. Il papato riassume in sé i caratteri originali imperiali, anche dal punto di vista giuridico, emana norme di diritto canonico che sono fondate su principi romanistici e il funzionamento anche della burocrazia ecclesiastica ripropone nient'altro che il funzionamento, per esempio, della burocrazia bizantina, per certi aspetti, dell'epoca giustinianea. Ma che caratteristiche hanno? Poi appunto l'impero tornerà prepotentemente dopo Carlo Magno. Che caratteristiche hanno queste autorità? Beh, sono due grandi autorità derivanti direttamente da Dio. Il potere viene dall'alto e viene trasferito direttamente da una dimensione metafisica a due soggetti ben individuati che lo detengono tutto. Cioè l'intera sovranità è dell'imperatore, l'intera sovranità per certi aspetti è del Papa. E loro, solo loro, possono delegare a una serie di funzionari, dai più importanti, dai più grandi, fino al più modesto. Il famoso feudalesimo che abbiamo studiato anche nelle scuole, fin dalle scuole elementari, i vassalli, i valsini, i vassori, altro non sono che funzionari imperiali, che proprio per la vastità della struttura imperiale, per l'incapacità di creare altre strutture, per il fatto che il potere sia nelle mani, concentrato nelle mani di una sola autorità, di una figura, non può che essere un potere delegato che il singolo vassallo, prendiamo, gestisce nel proprio territorio, naturalmente come contropartita ha il potere di imposizione fiscale, che non è poco, che creerà tutti i problemi che sappiamo nel corso del Medioevo, ma ne ha un'altra più importante contropartita. È l'apoteosi del centralismo, del potere centrale, unico potere riconosciuto, perché deriva da Dio, che lo distribuisce capillarmente, delegando le proprie funzioni. A chi? A soggetti che nel proprio territorio del quale vengono investiti danno la jurisdictio, cioè dicono diritto, e impongono la fiscalità, le tasse, e con una commistione inevitabile tra interessi pubblici e interessi privati. La qualcosa viene capovolta nella Repubblica Veneta. Erano geni? Non lo so, cioè, nasce diversamente, nasce diversamente, punto. Prendiamone atto, non sappiamo le motivazioni, nasce in modo opposto. Di fronte a questa situazione, che sta fuori delle lagune, perché questi sono scappati definitivamente dopo i Longobardi, è scappato anche quello che poi sarà il patriarca, il vescovo di Aquileia, il discendente di Marco, di San Marco. E da Aquileia è finito a Grado, anche se i Longobardi metteranno un proprio vescovo germanico e vi sarà diatriba secolare, lasciamo stare, è importantissimo però, perché condizionerà la storia di Venezia di quei secoli, ma non importa.
Questa gente se ne va nelle lagune, porta tutto, reliquie, insegne intellettuali, notai, ecclesiastici, porta una struttura. Si innesta su una struttura che in parte già c'è, perché Cassiodoro nel 537, prima, quindi i Longobardi, ci ricorda di una lettera che lui manda per il re Goto a queste popolazioni delle lagune, chiedendo loro non quisquiglie, chiedendo di portare derrate alimentari dall'Istria fino all'Esarcato, quello che sarà l'Esarcato, fino a Ravenna. Quindi è gente che ha già una flottiglia che dobbiamo pensare sempre per logica, non perché c'è il documento all'Archivio di Stato che non troveremo mai perché del 530 non c'è. Doveva difendersi se andava in Istria. In Istria ci sono sempre stati pirati, sempre stato unito ai pirati. Quindi questa gente aveva una flotta piccola, media, non sappiamo, flotta commerciale e aveva anche già delle capacità militari. E Cassiodoro si rivolge. Quindi i Veneti che scappano dai Venetici, li distingue già così Giovanni Diacono, Veneti l'entroterra venetici delle lagune, si innestano in qualcosa che c'è già, lo rinforzano, lo ingrandiscono, portano la grande tradizione romana della terraferma. Questi, siccome danno vita a una serie di comunità, ognuna con le proprie tradizioni, Oderzo, Padova, Aquileia, Altino, tanto per dirne Concordia, Sagittaria, tanto per dirne alcune, questi si insediano in territori diversi, non c'è nessuno dal loro punto di vista che arrivi con l'autorità dall'alto, perché lì, in quelle terre paludose, non c'è l'autorità dell'imperatore, non c'è l'autorità del Papa, anche se formalmente sono bizantine. Debbono, in funzione soprattutto anti-longobarda, confrontarsi con chi? Con l'esarcato, stabilire i rapporti di alleanza con i bizantini, inizialmente essere una propagine bizantina, ma di fatto con grande autonomia, tant'è che per una serie di questioni, ormai è tardi, non vi tedi, una serie di vicissitudini, dopo l'elezione del primo doge del 690, tradizionalmente considerato il primo doge, 697 d.C., Paoluccio Nafesto, a Eracliana, a Cittanova, Eraclea per capirci, che non viene dal nulla. L'esarca fuggito da Ravenna era passato, i tribuni militum erano passati da Oderzo, dove si era instaurata anche la capitale della 10ª regio, non più augustea ma bizantina, si erano trasferiti a Cittanova, e a Cittanova viene eletto quello che probabilmente è uno di questi tribuni, un'autorità già riconosciuta, che è questo Paoluccio Nafesto. Ma successivamente a lui, in pochi anni, dal 697 al 741, accadono talmente tante cose, dall'editto iconoclasta di Leone l'Isaurico, che crea, a noi sembra una sciocchezza, cioè qualcuno dice che non si possono adorare le immagini, il Papa dice che invece le immagini sono ammesse, e questo fa nascere dei conflitti anche armati, politici, che noi non riusciamo neanche a immaginare. E questo farà sì che il potere bizantino sulle lagune venga meno. Nel 741 vengono cacciati i bizantini, probabilmente lì comincia l'elezione vera dei primi dogi. Qualcuno, la professoressa Gasperini per esempio, che insegna diritto veneziano a Padova, considera l'inizio dell'indipendenza veneziana l'anno 1741, qualcuno pensa questo, lì si crea una struttura che, ripeto, capovolge quello che abbiamo detto finora, cioè il potere imperiale dall'alto verso il basso, una struttura che dà il potere dal basso verso l'alto. Perché? Perché il dux viene nominato da una assemblea, chiamiamolo placitum, chiamiamolo concio, chiamiamolo arengo, chiamiamolo come vogliamo, è un'assemblea di maggiorenti. Qualche fonte ci ricorda che eleggevano per acclamazione, ed era gente armata, signori, perché eleggevano per l'acclamazione con l'uso, probabilmente longobardo, di battere le armi sugli scudi. Questa era l'acclamazione. L'acclamazione di un arengo, quindi di cittadini più importanti e armati, capaci di portare armi dai 14 anni in su. Questi eleggevano il dux, quindi il dux già, anche se nei primi tempi ha una caratteristica quasi monarchica, si deve confrontare con un'assemblea. E non è il potere che arriva dall'alto, al contrario, arriva già dal basso. Anche se inizialmente, ripeto, il dux, il doge, il duce è molto importante ed è
i suoi poteri sono difficilmente controllabili inizialmente, ma inevitabilmente questa diarchia tra dux e placitum viene a far sì che il dux perda sempre più poteri a favore del placitum, che lo controlla, che gli mette dei consiglieri, che gli mette degli iudices. Questo ha influenza politica e giudiziaria, questi iudices cominciano a giudicare assieme al dux le cause più importanti, ma anche a controllarne l'attività politica. E questo durerà fino alla fine della Repubblica. I 6 consiglieri dogali del minor consiglio saranno coloro che devono aprire le lettere dogali insieme al doge, non le può aprire da solo, non può incontrare persone senza la presenza di almeno 2 di questi consiglieri, non può ricevere stranieri, non può girare per la città senza il controllo di questi consiglieri. Questo durerà per secoli. Questa diarchia farà sì che sempre di più le norme verranno emanate dal basso. La struttura sarà frutto di una struttura collegiale, quindi un popolo che si dà delle istituzioni collegiali, regolarmente collegiali, dalle quali parte il potere. Il placitum un po' alla volta lascerà il posto a una sua emanazione che sarà il maggior consiglio. Siamo nel XII secolo, agli inizi. E dal maggior consiglio vi saranno emanazioni sempre nel giro di quel miracoloso XII secolo. Il Senato, tra gli inizi del XII e gli inizi del XIII, il Senato, la quarantia, per allora c'era solo una quarantia, gli avogadori dei comuni, questa struttura collegiale che poi dal ducato, dalla vita al comune, 2M Veneciarum, la comunità, il comune di Venezia, il primo fondamento della res publica, dimostrerà proprio questa struttura, chiedo scusa, a piramide invertita, cioè dal basso verso l'alto, anziché dall'alto verso il basso. E anche questo è uno dei caratteri fondamentali della Costituzione veneziana, forse il carattere fondamentale, che spiegherà sempre il perché di determinate istituzioni, del rispetto maniacale della legge, perché la legge consentiva pesi e contrappesi, controlli incrociati costanti tra questi signori che detenevano il potere. Voglio ricordare, con questo chiudo, perché altrimenti vi terrei qui fino a dopodomani, non mi pare il caso, voglio ricordare che allorquando in epoca moderna, sempre per epoca moderna io guardo tra il XV e il XVIII secolo, ormai vi sarà un doppio binario di sistema di amministrazione della giustizia. La quarantia criminale, che viene sempre dimenticata, perché quando si parla di processo veneziano, se qualcuno di voi ha orecchiato, conosce più o meno, potrà confermarmi, si pensa sempre a l'antimito costruito in epoca napoleonica, mai morto, secondo il quale è un processo tirannico, oscuro, le persone vengono strangolate nelle carceri, annegate in laguna, e i piombi, e i pozzi, e il ponte dei sospiri. Questa è l'idea del processo veneziano. Idea che la Repubblica accarezzava, lasciava che si coltivasse in giro, per essere temuta. Questo esiste in parte, con tutte le correzioni che potremmo fare, le osservazioni che non c'è tempo di fare, ed è il rito del Consiglio dei 10. Un rito inquisitorio puro, che ha queste caratteristiche. Non c'è appello, l'imputato si difende da solo, non c'è processo pubblico, ma accanto a questo e prima di questo è sempre esistito invece un rito accusatorio, molto simile al processo moderno nostro, pubblico, in cui l'istruttore era diverso dal giudice, che era 40 persone, 43 persone, non uno, quindi collegialità spinta anche nel giudizio, dove si difende pubblicamente con gli avvocati. Di fronte alla quarantia l'avvocato poteva fare fino a 5 arringhe, 5 repliche, 5 arringhe, ognuna di 90 minuti. Aveva la possibilità di avere copia di tutti gli atti integrale e portare prove a proprio favore. Insomma, un processo moderno, pubblico, chiunque poteva, anche il fruttariolo, il pescatore, poteva entrare e vedere. Goethe racconta, va a vedere come un fenomeno turistico, un processo pubblico in cui un cittadino qualsiasi cita in giudizio la dogaressa. E per lui è uno scandalo, fra l'altro, questo è uno scandalo. Quindi convivono questi sistemi
accusatorio e inquisitorio, anche questo senza scandalo. Ecco, chiudo con questo, che vi avevo promesso questa chiusura. Il rito più duro, quello del Consiglio dei 10, quello inappellabile, quello con la eventuale sentenza di condanna anche capitale, con esecuzione immediata, quello senza difese, senza avvocati, a chi è riservato? Con legge del 1571 ai nobili. I patrizi possono essere giudicati solo dal Consiglio dei 10. Chi voleva smantellare il Consiglio dei 10 tra il 6 e il 700 non sono i popolani, non sono i borghesi, che anzi lo considerano un presidio, ma sono i nobili, che hanno il terrore. Quindi il senso dello Stato permeava innanzitutto la classe dirigente, quella che aveva promosso, prodotto le norme e che le faceva rispettare. Mi fermo qui. Grazie, intanto, giustamente. Allora, giustamente gli applausi, esatto, sono non meritati ma di più, perché credo che tutti siamo rimasti insomma affascinati veramente da questa descrizione, io dico sempre così difficile in poco tempo, però così esemplificativa veramente di un mondo che è tutto da scoprire. Da un dilettante allo sbaraglio. Perché... Da un dilettante. No, io infatti metto in premessa, mi scuso con l'avvocato perché io non ho letto il curriculum, ma è un curriculum di 2-3 pagine, non voglio dire, cioè veramente, cioè, l'avvocato Fogliato insomma fa parte dell'Ateneo Veneto, viene richiesto a fare conferenze da quello che è l'ordine degli avvocati in Camera Penale a Venezia e di diritto veneziano, insomma ha una serie di convegni internazionali fino giù a Cattaro con la partecipazione appunto di personalità a livello internazionale, oltre a tutte le conferenze che ha tenuto, visto a fianco di Cacciavillani, di Ivone Cacciavillani, di Alvise Zorzi, di Cardini, insomma chi vuole vada ad informarsi, ecco, quindi credo che insomma sia persona veramente autorevole. Ringrazio per averci regalato questa oretta e mezza, il tempo è volato, a parlarci appunto di quella che è un po' stata la vita costituzionale di quello che è stato uno Stato come lo Stato Veneto ai tempi della Serenissima. Vorrei, mi sarebbe anche piaciuto lasciarvi adesso, che ore sono? 7:15. Se avete magari qualcuno che veramente vuole una domanda 2, credo che spetti di diritto, e dopo appunto abbiamo l'occasione di avere anche ospite l'insegnante, quindi gli lascerei anche 2 parole visto che è venuta, ha partecipato e desidera anche lei portare una testimonianza, per cui vedo che lì in fondo c'è qualcuno. Chiara, grazie. Buonasera avvocato, ci conosciamo già, vero? No, una domanda, intorno all'anno 1000 circa, no? Arrivarono i primi libri di Confucio a Venezia, portati dai gesuiti. Non è che abbiano inciso sulla costruzione dell'ordinamento veneziano? No, non le so rispondere francamente, e però per quel poco insomma, che posso dirle, per gli studi anche giuridici, vedo molto della nostra tradizione, non vedo tante cose confuciane, ma non sono in grado di risponderle, francamente. No, più che altro era sulla faccenda dell'equilibrio, sa che Confucio diceva che per ben governare e a lungo governare bisogna mantenere un equilibrio di poteri fra le varie caste che comunque si formano, no? Quindi era un po', forse... Non le so rispondere se c'è stata un'influenza di tipo culturale di questo tipo. Io credo che sia venuto, come io ho cercato di spiegare, ma ripeto, fra l'altro non è un'invenzione mia, c'è una serie di studiosi che dicono quello che ho detto io, la genesi che spiega un po' la ragione di questo aggregarsi in questo modo e diciamo forgiare le istituzioni in questo modo, con gli equilibri. Ad un certo punto, ecco, io sono dovuto essere molto sintetico, ma nella prima fase alto medievale non è un passaggio indolore e veloce, parliamo di qualche secolo, questo fatto che viene eletto
un doge che in realtà non è altro inizialmente che la riproposizione del potere bizantino, del tribuno, dell'esarca, del potere bizantino, e che deve confrontarsi con questo placitum, ma comincia ad esercitare dei poteri monarchici, anche assolutistici. I primi dogi, alcuni nominano il fratello, nominano il figlio come successore, anzi bisogna aspettare un po' prima di avere i primi dogi che vengono non confermati ma direttamente eletti dal placitum e che loro non possano designare il successore. Pietro Candiano IV viene ucciso, lui e tutta la famiglia, nel 976, quindi sono passati già quasi 3 secoli dall'elezione del primo doge, perché lo si accusa di volere un potere assoluto, si è chiuso nel palazzo ducale con delle guardie straniere, ha ripudiato Giovanna, una veneziana, per sposare Valdrada, una di origine germanica, che era imparentata col duca di Spoleto, che era imparentata con altri ducati di tipo germanico, e effettivamente ha ormai delle pretensioni di potere esclusivo. Diciamo che dopo molte tensioni, dopo molti dogi che muoiono assassinati, accecati, et evulserunt eius oculos è una formula che ritorna nelle carte che riguardano questi dogi, diciamo che c'è un sistemarsi, un decantare, un formare degli equilibri dovuto al tempo e col peso della tradizione, che si forma anche sul sangue, sull'esperienza, sul tempo. In tutto questo, ecco, Confucio è l'arrivo, io non lo sapevo, fra l'altro, e le sono grato, è l'arrivo di un qualche cosa di culturale, ma noi parliamo di un processo secolare per formarsi questo sistema di pesi e contrappesi. Grazie, grazie a lei. Se c'è qualcun altro, altrimenti io passerei appunto la parola. Professoressa, c'è anche il suo, mi aveva detto che esatto. C'è anche, sì, è arrivato anche un alunno, perfetto. Allora io lascerei, per chiudere, assolutamente sì, vi lascerei portare la testimonianza, visto che un po' tutta questa epopea sulla storia veneta è nata proprio da una partenza che voleva essere quella di poter parlare di storia anche a scuola. Mi piacerebbe, appunto, visto che ci hanno onorato, insomma oggi mi ha detto sono qui, è venuto a trovarmi questo insegnante che io così finalmente anche conosco, che di sua iniziativa ha portato avanti un qualcosa proprio proposto, nato da lei all'interno della scuola, e credo che sia una bella testimonianza, insomma, per far capire assieme ai suoi alunni poi cosa ha significato parlare di storia all'interno di una scuola secondaria di primo grado, tra l'altro, perché mi diceva una seconda media, quindi esatto, ragazzi anche giovani. Grazie, vi chiamo qui, vi lascio la parola perché credo che sia il modo giusto anche di chiudere questa serie di conferenze. Intanto noi ringraziamo l'assessore di averci invitato e parlare dopo l'avvocato Fogliata, così ci sentiamo molto in imbarazzo. Vi presento il mio alunno Eddie Covre, che comunque ha sempre seguito questo lavoro che abbiamo fatto con molta semplicità, quindi quello che diremo ha il peso proprio della testimonianza, non vuole essere niente di più, e quindi prendete così con la semplicità con cui è nato. Diciamo che è nato con semplicità, dentro una classe, no? Tra i banchi di scuola, diciamo, ecco. Però quello che ci teniamo così a dire è che dietro a questo c'è anche una grande domanda di significato. E non a caso, quando ci siamo detti, come chiamiamo questo lavoro, che titolo diamo? Pensandoci, provando a trovare il titolo che di più ci piaceva, è uscito quel ruggito giunto fino a noi, perché l'abbiamo proprio sentito così, no? Perché tante domande erano nate vedendo tanti leoni anche sfregiati, e ci siamo chiesti cosa c'entrano con la storia di oggi, perché insomma, cosa vuol dire? Sì, vabbè, legati a Venezia, d'accordo, quello
però è come se avessimo una domanda per capire di più. Questa da un lato. Dall'altro il libro di storia, no, su cui noi lavoriamo, ce ne sono un'infinità di libri di storia. Noi insegnanti siamo sempre anche un po' così imbarazzati quando dobbiamo scegliere, però in realtà sono tutti molto simili per vari versi, molto simili nel senso che quando si parla della storia della Serenissima la troviamo tutta a pezzi. Tutta a pezzi, e ora compare, ora scompare, ora compare, ora scompare. Quindi quando io ho detto, ma insomma io ai miei ragazzi devo dare un po' di continuità, no? Ma cos'è sta roba? Ora c'è, ora non c'è? Allora, da lì, insieme anche a domande che loro mi facevano, abbiamo detto no, bisogna che lo facciamo noi questa cosa, di ricostruire le varie parti per capire. E mi piace molto la parola tradizione che ha usato l'avvocato Fogliata, perché è una parola importantissima. Da quale tradizione veniamo noi? E così abbiamo iniziato a cercare e anche a documentarci. Per cui prendevamo quello che c'era nei libri di scuola, d'accordo, però trovavamo anche i collegamenti e mettevamo insieme cose che magari non c'erano, per cui è nato questo lavoro, e mettendo in evidenza alcuni aspetti anche che di più si ritrovavano anche nel libro di testo, perché io dovevo fare un lavoro di storia che doveva essere un lavoro di storia che c'entrava con il libro anche che avevamo, quindi è stato così, insomma. E è nato questo lavoro che poi è diventato una mostra che abbiamo fatto all'interno della scuola con l'aiuto dei genitori, di altri colleghi, professori di informatica, perché abbiamo messo i QR code vicino a delle rappresentazioni, dei genitori che hanno fatto delle stampe molto grandi, per cui si è potuta organizzare questa mostra con il leone di Carpaccio, come così un po', ecco, era in copertina il titolo, insomma, e il titolo, e poi le varie fasi salienti. E i ragazzi hanno lavorato per gruppi, nel secondo quadrimestre della seconda media, il lavoro l'abbiamo concluso nel primo quadrimestre della terza. Ecco, inaugurato questa mostra con il sindaco, con il preside, insomma così, prima di Natale del 2017. Ecco, e adesso io volevo lasciare la parola a Eddie, perché lui si è appassionato di certe parti in cui si è sentito proprio veneto, si è sentito tutto l'orgoglio che viene da questa storia, perché man mano si andava avanti, quando si pensava, non so, c'era un altro alunno che si era così appassionato alla regina Cornaro, la regina di Cipro, una veneziana, no? Insomma, quindi tutta la storia, le varie facce, insomma, di questa storia. E lui, che è un appassionato di guerre, di battaglie, la battaglia di Lepanto è stato il suo punto forte. Quindi se volevi dire qualcosa di questo, così, con molta semplicità, che è un lavoro che abbiamo fatto anche, sì, è passato un po' di tempo. Per me, che la vedo dal punto di vista da studente, è stata una bella esperienza anche per noi studenti di conoscere la nostra cultura, che deriva da anni e anni di storia. E sì, questo lavoro qui è stato svolto a gruppi. Ci siamo divisi i lavori e è stato come ricostruire un puzzle tutto insieme, perché c'erano tutti i pezzi di storia messi sparsi, noi dovevamo rimetterli a posto e creare una vera e propria cronologia. Sì, creando questa cronologia ci siamo messi là e abbiamo preso vari testi di libri di storia su Venezia e li abbiamo ricostruiti tutti assieme. E a me in particolare mi ha molto affascinato la battaglia di Lepanto, in cui vi era questa guerra che c'era divisa in due parti, cioè dalla Lega Santa appoggiata da Pio V e da Giovanni d'Austria,
e dall'altra parte la flotta ottomana comandata da Mohammed Ali Pasha. Ecco, in questa guerra ci fu una strategia, ossia di travestire delle gaelee molto potenti da navi da carico, e in modo da avvicinarsi molto alle flotte turche, e essendo travestite pensavano fossero innocue, in realtà erano caricate con cannoni ai lati, a poppa e a prua, e che le colpirono pesantemente, affondando, creando gravi danni alle altre navi. Poi Mohammed Ali, preso dal panico, andò direttamente verso la flotta di Don Giovanni per riuscire a distruggerla e uccidere Giovanni, senza successo però, perché infatti avevano il vento a favore. Quindi Giovanni d'Austria prese il controllo. Quando i turchi si avvicinarono, svelarono fuori tutte le vele e anche la bandiera della Lega Santa con la croce, avanzarono e riuscirono a distruggere gli ottomani. Da una parte fu anche per il numero di galee che era molto superiori a quelle turche, anche l'avanzamento tecnologico da parte dei veneziani, che erano muniti di polvere a sparo, e invece i turchi erano muniti di arco e frecce, quindi c'è molta differenza. E così riuscirono a distruggerli e a vincere la battaglia, che però fu l'ultima vittoria dei veneziani, che poi portò al declino di Venezia. Se posso darti una parola di conforto, non è stata l'ultima, ce ne sono state tante altre, e se ti piacciono le battaglie guardati tutto il 600, dove c'è tutta una serie di scontri epici e non era affatto decadente, vedrai. Scoprirai dei tesori incredibili nella vita di Francesco Morosini, nella guerra di Morea. Pensa, che ti faccio solo questo esempio, in una sola battaglia, nel 1656, la battaglia dei Dardanelli, i veneziani da soli riescono a infliggere perdite per circa 10.000 uomini in una sola battaglia, in poche ore di combattimento ai turchi, quindi ce n'è ancora tante. Divertiti che vedrai che è divertente. Allora credo veramente che questa sia la conclusione più bella, perché poi alla fine questo deve essere. Noi vogliamo semplicemente instillare appunto un po' di passione, che poi è cultura, no? L'amore per la cultura, conoscere la storia, chi attraverso le battaglie, chi attraverso le grandi donne, le grandi figure che appunto ci ha regalato la nostra storia, e credo che questo sia l'esempio, nel senso che a scuola noi possiamo fare tanto, e i genitori insieme agli insegnanti che veramente dedicano tanta passione, perché sappiamo poi che per fare questi progetti ci vuole tempo e passione, e spesso tante ore anche dedicate al di fuori di quello che è l'orario scolastico, sia per gli insegnanti sia per gli alunni. Però quando c'è poi questa unione, diciamo, di intenti, no? Condivisa anche con i genitori, credo che sia il massimo dell'espletamento del ruolo della scuola, che è educativa al fianco dei genitori, e quindi ci vede tutti quanti coinvolti in una progettualità che parla poi di noi. Quindi veramente grazie, ringrazio papà e mamma, io ringrazio l'insegnante veramente Antonella Segazza, perché è stata una bellissima opportunità. Io la vissi tanti anni fa con mio figlio, ormai più di 10 anni fa, parlando di storia dei Veneti, perché esisteva ancora la rete di storia. E mi ricordo io andai gratuitamente a fare tutto un percorso invece di disegno. Noi arrivavamo ad approdare con un percorso che raccontava tutta la storia proprio antica, da Reitia, bellissimo, alle elementari noi lo facemmo, però il tutto poi portò a una bella mostra a Santa Caterina, frequentatissima, visitatissima, un coinvolgimento anche lì con i genitori, ed è stato un progetto stupendo. L'unica cosa che rammarica è che da quest'anno, io so, gli insegnanti mi possono smentire, ma non esiste più la traccia di storia all'esame di maturità, mi dicono, e quindi questo è un brutto segnale, perché credo che invece la storia sia ciò che parla anche di noi oggi, no? È la documentazione del passato, ma anche quello che ci dà poi la visione del futuro e dell'odierno. Per cui il mio augurio è appunto che si possa parlare di storia nostra, come si parla di qualunque altra storia,
e quindi ringrazio tutti voi veramente per aver aderito a queste conferenze che volevano essere dimostrative di quello che poi si vuole appunto raccontare anche ai nostri ragazzi. Quindi grazie ancora a Radio Veneto 1 che ci ha fatto veramente il regalo di essere qui con noi e quindi di lasciare una testimonianza, poi anche video per chi volesse appunto avere modo magari di condividerla con altri a casa. Grazie all'avvocato Renzo Fogliata che oggi appunto ci ha dedicato il suo tempo e quindi io vi ringrazio ulteriormente. Grazie a tutti quanti. Vi saluto.